Allora andiamo al verdetto per i ring A, vince il punto all'angolo blu, Santa Maria, Luca. Undicesimo match per il ring A, all'angolo rosso della DPT Berti Pietro e all'angolo blu Maianzi Francesco, del quale eravamo società e si devono preparare poi per il prossimo match sul ring A Tagliarusco Edoardo e Larionov Botan. Muovi il tronco, Marta! Dai, su, forte i colpi! Richiamiamo Berti Pietro all'angolo rosso del ring A. Giù la testa, Marta! Terzo colpo sotto, 1, 2 sotto, 1, 2 sotto. Vai dietro, aspetta la guardia ora, guardia. Dai, lavora, guardia rovesciata, lavora. Ritorna. Dove è l'altra guardia? Su. Brava. Berti Paolo all'angolo rosso del ring A. Però spiego. Dai Marta! Berti Pietro è arrivato, sì, ok. Dai Marta! Vai dietro tu, Marta! Lasciala venire dentro! Vai dietro, Marta! Fermati lì! Fallo venire avanti! Adesso vai tu! Ok, vai dietro ancora! Dai Franci, tieni il ritmo alto, tanti colpi, su, 1, 2, 3, cambia bersaglio, dai! Allora andiamo a vedere il ring A velocemente al centro. Ehi, su quella testa lì! Vai avanti tu adesso, vai avanti tu, Al decimo. Adesso Dopo la porta. Guarda che è blu. Dopo non tale come non possiamo. Possiamo andare al verdetto per il ring A, vince per walkover all'angolo blu Mariangeli Francesco. Quindi per il ring A siamo arrivati al 12° match. Categoria dei 55 e 65 kg all'angolo rosso dell'Accademia SP Venica Pagliarusco Edoardo, all'angolo blu della Genova Boxing Team Lionov Bodan. Sposta su sulla attività, vai dietro, fallo venire avanti, attività Franci, E nel frattempo sempre per il ring A si preparano Caruso Marco e Steve. su, dietro, contrattacca, andando indietro, muovi le mani, su, lavora. Vai tu adesso! Brava, ancora questo di dentro sotto, prova anche il sinistro sotto, destro sopra e sinistro sotto, prova a cambiare, su! Dai, Sanci! Vai dietro adesso, vai dietro Marta, vai dietro, lascia venire lei! Dave!
E termina allora il 10° match Serie B. Poi no, dai.